presidente facente funzioni Spirlì firma una nuova ordinanza per le scuole superiori, prevista la didattica mista, limitando la didattica in presenza a non più del 70% della rispettiva popolazione studentesca. È partita la 2 giorni dedicata al Vax Day, ma non tutto sta funzionando come nelle aspettative. Bene a Catanzaro, un po' meno con polemiche in alcuni centri del Cosentino, Vibo, Crotone e Siderno. Ancora alto il numero di positivi in Calabria, oggi se ne registrano 544, tanti contagi nel Cosentino, sale il numero di ricoveri e 4 nuove vittime. L'unità di crisi regionale nel corso della riunione che si è tenuta alla Cittadella ha affrontato il giallo dei casi e dei vaccini in Calabria che nel report del Ministero non compaiono, avviata un'indagine interna. In alcune aree della provincia di Cosenza contagi in crescita, sono 5 i centri che destano maggiore preoccupazione. Una lettera del presidente Spirlì inviata ai ministri Speranza e Lamorgese per l'invio di ispettori che risolvano la questione del Sant'Anna Hospital. Buonasera da Anna Franchino e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli in apertura, parliamo di scuola e di Covid perché il presidente facente funzioni Nino Spirlì ha firmato una nuova ordinanza per le scuole superiori. È prevista una didattica mista limitando appunto la didattica in presenza a non più del 70% della popolazione studentesca. Ha firmato una nuova ordinanza per le scuole il presidente facente funzioni Spirlì, visto che da lunedì è stato previsto dal governo nazionale il rientro in aula anche per gli istituti superiori. Spirlì per la Calabria ha previsto la didattica mista, in particolare scritto nell'ordinanza fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e le scuole di istruzione e formazione professionale limitano la didattica in presenza a non più del 70% della rispettiva popolazione studentesca nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti. La restante parte della popolazione studentesca si avvarrà della didattica a distanza, fatte salve le deroghe circa l'attività in presenza già individuate nelle specifiche ordinanze emergenziali e nelle disposizioni nazionali vigenti. Nel provvedimento si ribadisce la raccomandazione per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata online in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula, di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta con modalità specificatamente definite, nell'ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza. Il presidente della Regione ha firmato anche il nuovo provvedimento che recepisce le disposizioni ministeriali nell'ambito delle misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha disposto che da lunedì 26 continuino ad applicarsi in tutto il territorio regionale le misure della zona arancione. Dunque resta la ristorazione e i bar solo da sport o a domicilio, centri commerciali chiusi nei weekend e spostamenti consentiti, seppur con limitazioni come avvenuto fino ad ora. È stato il giorno del Vax Day in Calabria, tra luci e ombre, nessun problema a Catanzaro, mentre si registrano disagi nella Valle dell'Esaro e nel Cosentino, ma l'obiettivo è accelerare sulla somministrazione dei vaccini, necessità dettata in Calabria anche dal report sulle vaccinazioni del Ministero della Salute. A che punto si è con la somministrazione dei vaccini in Calabria? Il report del Ministero della Salute rivela che per gli over 80 è stata somministrata la prima dose al 58,39% degli aventi diritto, 40,38% hanno completato il ciclo, il 41,61% resta in attesa. Per la fascia 70-79 anni il 28,43% la prima dose, il 6,40
94% ha completato il ciclo, il 71,57% resta in attesa, il personale sanitario 92,31% prima dose, 84,32% ha completato il ciclo, il 7,69% resta in attesa, personale scolastico 51,58% la prima dose, 1,94% ha completato il ciclo, il 48,42% resta in attesa. Si deve dunque accelerare se si vuole raggiungere entro l'estate l'immunità di gregge, obiettivo del piano nazionale del generale Figliuolo, che oggi si concretizza con il Vax Day anche in Calabria. Queste immagini si riferiscono al centro di Carolei, in provincia di Cosenza, dove si sta procedendo con le vaccinazioni per gli over 60. In migliaia in Calabria hanno risposto all'appello prenotandosi sulla piattaforma e presentandosi all'appuntamento negli hub della regione, come a Corigliano Rossano, dove le operazioni stamattina si sono svolte regolarmente. Stessa situazione a Catanzaro, come conferma il responsabile del centro. Oggi sono previste 2000 presenze, attualmente abbiamo vaccinato oltre 300 persone già nelle prime ore del mattino e l'attività si concluderà alle 22 di oggi per riprendere domani mattina sempre dalle 8 alle 22. Ma non è così in tutta la Calabria, tanto che si è creata confusione, ad esempio a Fagnano Castello, dove il Vax Day è stato annullato nonostante le 300 dosi di vaccino consegnate, disagi anche in tutta la Valle dell'Esaro. Quello che è successo ha dell'inspiegabile. Eravamo stati contattati dal dirigente del distretto sanitario Esaro Pollino per organizzare 2 giorni di vaccinazioni di massa il 24 e il 25 aprile presso i centri comunali di vaccinazione. Abbiamo detto tutti quanti sì, eravamo entusiasti. Abbiamo messo su una macchina organizzativa perfetta attraverso i volontari della protezione civile e gli impiegati comunali, i medici di base, gli infermieri che hanno detto ovviamente subito sì. Tutto era pronto, ci sono state consegnate le dosi di vaccinazione a Fagnano, ben 300 dosi che ancora abbiamo. Ieri sera ci è arrivato prima un messaggio, poi una comunicazione ufficiale da parte dello stesso direttore sanitario del distretto, che non ha nessuna colpa, è bene precisarlo, che per ordini superiori tutto era stato annullato, perché le vaccinazioni si possono fare asetticamente solo con la prenotazione attraverso la piattaforma. Il risultato è che i cittadini purtroppo oggi non si possono vaccinare, è difficile spiegarne il motivo, non c'è nulla da dire se non vergognarsi di far parte di queste istituzioni. Siamo amministrati da militari che fanno e disfanno quello che vogliono, non percepiscono le esigenze del territorio e noi sindaci che siamo rimasti l'ultimo baluardo, almeno per la parte che mi riguarda, siamo tentati di lasciare. E anche a Rogliano niente Vax Day, vediamo. Anche a Rogliano, in provincia di Cosenza, si sono registrati disagi e l'annullamento della campagna vaccinale per tutta l'area del Savuto. La denuncia è del sindaco Altomare. È arrivata questo fulmine al Cesterene ieri sera, dopo aver organizzato tutto, noi come centro del Savuto, avevamo avuto un sacco di persone che si erano anche informate rispetto alle vaccinazioni, a questo Vax Day che diciamo così, e questa mattina abbiamo dovuto con il nostro sommo rincrescimento mandare via persone con l'ausilio dei carabinieri, perché sono venute persone alle 6 di questa mattina per fare la fila e per poter fare il vaccino. Io voglio chiedere scusa pubblicamente a queste persone per un fatto, una decisione che non è evidentemente nostra dei sindaci, ma ne approfitto per denunciare l'improvvisazione e la inadeguatezza di questa struttura commissariale regionale, perché sta dimostrando tutti i suoi limiti e tutta la sua improvvisazione rispetto a questa tematica. Se è un Vax Day, voi lo dicevate nella edizione di ieri, che senso ha prenotarsi sulla piattaforma se poi non vengono vaccinati anche gli altri che in maniera volontaria sono venuti stamattina tutti over 60, quindi anche con una certa età, per cui sono davvero rammaricato, sono davvero amareggiato, ho tutta la mia considerazione rispetto a queste persone. Voglio altresì ringraziare anche l'ASP di Cosenza per il supporto che ci ha dato, ma che però ha le mani legate rispetto alle decisioni che ha preso la struttura
commissariale. Quindi se noi siamo ultimi in Calabria adesso incomincio a capire perché c'è davvero pressapochismo. Io voglio dire una cosa, abbiamo come sindaci attivato nella vaccinazione degli over 80 un modello virtuoso, affidando ai sindaci, ai medici di medicina generale, a cui va il nostro ringraziamento. Io parlo anche a nome dei sindaci del Stavuto. Questo modello ha portato, io come Rogliano e altri comuni del Stavuto in pochissimi giorni abbiamo vaccinato quasi il 90%, quindi se questo modello ha funzionato per gli over 80 poteva funzionare anche per le altre categorie. Siamo bravi a complicarci le cose come stiamo facendo. Io sono davvero indignato, io non sono mai, sono sempre moderato, sono sempre una persona che vuole ragionare, ma in questo momento ho tutto il peso della responsabilità delle decisioni che non sono nostre, sono davvero amareggiato per tutto quello che sta accadendo in questo momento in Calabria, che non sta dando un buon esempio rispetto al resto del paese. Io ho messo anche a disposizione questa mattina per i 2 giorni un'ambulanza, risorse umane, strumentali, abbiamo organizzato tutto e poi da stamattina ad oggi i medici sono stati 2 ore fermi perché non è venuto nessuno. Quelli che sono prenotati sulla piattaforma ad un certo punto abbiamo prenotato 40 persone, a un certo punto hanno rifiutato perché quando venivano e hanno scoperto che c'era l'AstraZeneca se ne sono andati via e ci sono persone fuori che stanno aspettando senza prenotazione per poter essere vaccinati. Io faccio una domanda e la faccio adesso, fra oggi pomeriggio e domani possiamo vaccinare le persone che vengono in maniera autonoma over 60 perché abbiamo nel frigo 500 dosi di vaccino? Io faccio questa domanda su una prenotazione 2 giorni di 200 pazienti, noi abbiamo 500 vaccini. Che senso ha che hanno mandato 500 vaccini con un potenziale di prenotazioni di 200 persone? Informazioni contraddittorie degli ultimi giorni hanno provocato quindi un cortocircuito per l'utenza interessata proprio al Vax Day. Molti cittadini disorientati che pensavano di potersi presentare appunto senza prenotazione nei centri vaccinali, proteste anche dei sindaci di alcuni comuni esclusi. Auto in fila e vaccinazioni in corso all'ospedale da campo dell'Esercito Italiano, presidio vaccinale tra i più attivi sul territorio, inoculazioni di vaccini AstraZeneca per gli over 60 e Pfizer per i soggetti fragili che nei giorni scorsi non hanno potuto ricevere l'antidoto al Covid a vettore virale e sono stati richiamati per quello ad mRNA, tutti rigorosamente prenotati sulla piattaforma, unico metodo consentito. Oggi qualcuno, fuorviato dalle comunicazioni controverse fornite dagli organi preposti, si è presentato senza aver effettuato la registrazione sulla piattaforma, ma non è stato vaccinato. Il Vax Day nella struttura dell'esercito continuerà anche domani con altre 600 inoculazioni. Identiche situazioni negli altri centri vaccinali dell'area urbana Rende Montalto, operazioni del parco acquatico concluse in mattinata con una buona affluenza. Qui pare siano stati vaccinati anche alcuni soggetti non prenotati. Prima giornata del Vax Day terminata alle 15 a Montalto Fugo, si continua domani. Polemiche nei comuni che si erano preparati per l'iniziativa di massa e hanno ricevuto invece la revoca da parte dell'ASP. E vediamo invece com'è andata a Castrovillari. Questa mattina è stato inaugurato il secondo centro vaccinale a Castrovillari, si chiama La Locomotiva. Questo capannone che è stato messo a disposizione dall'ANAS, sono circa 800 metri quadrati, ci sono 6 postazioni, l'intento è quello di vaccinare 400 persone al giorno. Questa mattina prenotati sono 200. Si decide se il paziente è idoneo o meno ad essere vaccinato, se è idoneo viene avviato alla vaccinazione in questo bel centro che siamo riusciti a organizzare qui a Castrovillari. Abbiamo 6 postazioni, dopodiché si passa nell'altra parte del capannone. Una volta fatto il vaccino, le persone devono stare 15 minuti. Bene. Per adesso non sento nessuna cosa. Stiamo registrando le utenze da utilizzare al centro della locomotiva per poter poi procedere con la registrazione dei vaccini somministrati, quindi caricare le accettazioni che sono inserite all'esterno della struttura. Ci sono 6 linee vaccinali, quindi se necessario possiamo arrivare anche a 600 vaccinazioni al giorno. Vengono preparate 11 siringhe. La dose esatta è di 0,5 ml. Il sindaco diceva prima 400 vaccini al giorno, questa mattina quante persone si sono prenotate? 200 stamattina ci sono, speriamo di farcela, ma la macchina l'abbiamo un po' testata sia a scuola, alle scuole che in ospedale.
Intanto è ancora alto il numero di positivi in Calabria, oggi se ne registrano 544, tanti contagi soprattutto nel Cosentino, sale il numero anche di ricoveri, ci sono altre 4 nuove vittime. Ancora alto il numero dei contagi in Calabria, nel bollettino regionale di oggi sono 544 i nuovi positivi a fronte di 4.177 tamponi eseguiti, con un rapporto tamponi positivi del 13,02%. Le persone risultate positive al coronavirus nella nostra regione dall'inizio della pandemia sono 57.622, quelle negative 640.833. Ancora tanti i contagi giornalieri nella provincia di Cosenza, che ne registra 226, 90 nel Catanzarese, 45 nel Crotonese, 27 nel Vibonese e 156 nel Reggino. Tornano a salire i ricoverati, con 6 nuovi ingressi in area medica che arriva a 467 e 3 in terapia intensiva con 46. 4 le vittime di oggi, 2 nel Cosentino, 1 nel Catanzarese e 2 nel Reggino, con il totale che arriva a 979. E intanto c'è stata ieri la riunione dell'unità di crisi regionale in cui si è fatto il punto proprio sui vaccini e sui contagi, annunciata dal commissario Longo un'indagine interna per far luce sui dati difformi e non caricati sulla piattaforma regionale. Intanto la prossima settimana partirà la prenotazione per i caregiver. Necessario, ha detto proprio così il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì nella riunione dell'unità di crisi a Catanzaro. Necessario, ha ribadito, terminare le vaccinazioni degli ultra ottantenni entro 10 giorni. Necessario, ha ripetuto, che i fondi destinati all'emergenza Covid vengano utilizzati subito per le assunzioni del personale sanitario. Urgente, ha detto poi, procedere all'inserimento delle schede relative alle 23.000 vaccinazioni avvenute, ma mai caricate sulla piattaforma. Solo così i dati saranno reali. Ecco il giallo dei numeri che irrompe nella riunione, a cui ha partecipato anche il commissario ad acta Guido Longo, annunciando un'indagine interna. Saranno approfondite, ha detto, come riportato dal verbale della riunione, le cause per le quali i dati delle somministrazioni e dei contagiati non sono allineati rispetto a quanto inserito nelle piattaforme ufficiali. Sul fronte sanitario ha assicurato che vi è la disponibilità di strumentazione per allestire i posti di terapia intensiva e subintensiva, sottolineando l'importanza di incrementare il livello delle terapie monoclonali, che possano essere fondamentali per alleggerire il peso dei ricoveri ospedalieri. All'incontro ha preso parte il generale Pirro, il quale ha riferito che dalla prossima settimana sarà attiva sulla piattaforma di Poste Italiane una procedura che consentirà di effettuare la prenotazione ai caregiver contestualmente a quella del soggetto fragile tramite codice fiscale e tessera sanitaria. Sulle autocertificazioni, ha precisato Fortunato Varone, capo della Protezione Civile, verranno effettuati i dovuti controlli. La struttura commissariale nazionale ha stabilito il target delle vaccinazioni giornaliere da raggiungere, che è quella delle 500.000 somministrazioni, ma ci sono anche le quote regionali a cui le ASP e le aziende ospedaliere dovranno attenersi in vista, ha assicurato l'unità di crisi, con l'intervento conclusivo del generale Pirro, di consistenti flussi di dosi che arriveranno nelle prossime settimane in Italia e dunque anche in Calabria. Il report dell'ASP di Cosenza rivela un aumento dell'incidenza dei casi positivi rispetto alla popolazione in diversi centri della provincia. Alta la percentuale dei soggetti under 18 contagiati. Le strutture sanitarie, nonostante il calo dei ricoveri registrano negli ultimi giorni, sono ancora in sofferenza. Pochi i posti letto disponibili. È Mandatoriccio, il comune della provincia di Cosenza, che negli ultimi 7 giorni ha registrato il maggior numero di casi positivi al Covid-19 rispetto alla popolazione residente. 35 casi con un'incidenza per 1000 abitanti pari a 13,14. Nella tabella redatta dall'unità operativa di epidemiologia dell'azienda sanitaria di Cosenza, che elenca i comuni interessati dal contagio, ci sono diversi centri che hanno una situazione di incremento dell'incidenza, come Crosia, Altomonte, San Sosti, San Giovanni in Fiore, Rende con 116 casi registrati nell'ultima settimana e Acri con 53. In calo i casi riscontrati a Cosenza, 88 negli ultimi 7 giorni, 199 nelle 2 settimane, così come a Cogliano Rossano, che comincia a
respirare, 82 casi positivi in settimana contro i 384 nei 14 giorni. Le statistiche dell'ASP calcolano la percentuale dei positivi tra i soggetti under 18, tralasciando i comuni con pochissimi casi, spiccano Mandatoriccio, Marano Marchesato, Spezzano Albanese, tra i comuni con percentuali vicino o superiori al 40%. Infine la pressione sulle strutture sanitarie, 102 ricoverati presso l'azienda ospedaliera di Cosenza, 16 in terapia intensiva. Nelle strutture del territorio provinciale sono 89 i posti letto in area medica dedicati al Covid, 84 quelli occupati. Tutti occupati 4 posti di terapia intensiva allestiti presso il Giannetaccio di Rossano. E c'è un'impennata di contagi anche all'Ocri, il sindaco si dice preoccupato. Siamo all'Ocri dove è riesplosa l'emergenza Covid, negli ultimi giorni sono stati molti i casi registrati di positività al virus che sta creando certamente allarme. Quella che vedete alle mie spalle è una struttura commerciale, il Market Carrefour, che è stato chiuso ovviamente per decisione degli stessi titolari nel rispetto delle norme vigenti, perché a seguito di verifiche e quindi di tamponi un numero consistente di dipendenti della struttura è risultato positivo al Covid-19. Quindi necessaria assolutamente la chiusura del market. L'Ocri sta vivendo una nuova emergenza, sono in aumento i numeri ed è un aumento che riguarda anche altre zone del territorio locrideo, si parla ancora di Bovalino, anche Bianco, anche centri dell'entroterra. Tuttavia c'è, come abbiamo riferito in precedenti servizi, una certezza, il fatto che a Siderno e a Bianco ci siano 2 hub che servono appunto come struttura di vaccinazione, e questo sta davvero dando speranza, perché il numero dei vaccinati è in costante aumento. Tuttavia bisogna fare fronte a questa nuova emergenza. Torniamo a parlare della questione del Sant'Anna Hospital, perché il presidente facente funzioni Spirlì ha scritto una lettera al ministro Speranza e al ministro Lamorgese chiedendo anche l'intervento di alcuni ispettori. Ha inviato una missiva ai ministri della Salute Roberto Speranza e dell'Interno Lucia Lamorgese, il presidente facente funzioni Spirlì, per risolvere una volta per tutte la questione del Sant'Anna Hospital, visto che alcuni eventi di natura giudiziaria, nonché un importante contenzioso con l'ASP di Catanzaro, scrive Spirlì, hanno determinato la sospensione delle attività i cui effetti si stanno riverberando esclusivamente sulla collettività e sui dipendenti della stessa struttura. Proprio a causa del contenzioso in essere, l'ASP di Catanzaro ha espresso, spiega il presidente della Giunta, la volontà di non sottoscrivere con il nuovo management della struttura sanitaria il contratto 2020 sino al completo chiarimento della situazione giudiziaria ancora sub iudice e nonostante l'intervento dell'amministrazione regionale e del commissario Guido Longo, rivela Spirlì. Vani sono stati gli incontri avuti col prefetto Latella, commissario dell'ASP di Catanzaro, la quale continua a voler attendere gli esiti del contenzioso pur non ravvisandosi allo stato attuale elementi che impediscano di fatto la sottoscrizione del nuovo contratto. Alla luce di ciò, il presidente della regione chiede l'avvio di un'attività ispettiva e di supporto attraverso l'invio di funzionari ministeriali al fine di verificare se la mancata soluzione della problematica sia da attribuire a ingiustificati comportamenti omissivi e di individuare le più corrette soluzioni, soprattutto nella situazione emergenziale che stiamo vivendo, conclude Spirlì. Rappresenta una soluzione prioritaria in quanto consentirebbe la riduzione della pressione nelle strutture ospedaliere e soprattutto tutelerebbe tutta quella parte di popolazione costretta ad emigrare fuori regione per usufruire delle prestazioni sanitarie di cui hanno pienamente diritto. Forestali in piazza questa mattina in tutti i capoluoghi calabresi chiedono maggiori investimenti e rilancio del settore. Noi abbiamo seguito il sit-in a Catanzaro. Forestali dimenticati, lo scrivono sui cartelli i partecipanti al sit-in questa mattina a Catanzaro, l'indice puntato sulla regione. Abbiamo a che fare con una regione Calabria che non vuole assolutamente prendersi carico del suo territorio, non vuole prendersi carico delle vertenze degli operai. Da 20 anni noi scontiamo un immobilismo assoluto di tutto questo settore, abbiamo carenze di finanziamenti, tant'è che lo Stato ha tagliato 40 miliardi, non vengono recepiti i contratti, non vengono dati gli arretrati, non vengono date le differenze retributive che
pure era stato un impegno principio della Regione Calabria. Siamo in una condizione assoluta di non poter garantire i servizi minimi in questo settore. Stilato un documento presentato in tutte le prefetture affinché giunga al governo. Il settore ha bisogno di attenzione. Oggi ribadiamo 3 concetti chiave per il settore della forestazione, che sono lavoro, risorse finanziarie, confronto. Il settore della forestazione si sta svuotando nel silenzio più assoluto delle politiche e delle istituzioni. È necessario avviare un ricambio generazionale per il settore della forestazione calabrese. 5.300 lavoratori in Calabria di questo settore sono pochi. Bisogna sbloccare la legge 442 del lontano 1984. È necessario più confronto in questo momento difficile. Chiediamo di avviare un percorso nuovo per il settore della forestazione. Serve un piano regionale straordinario di prevenzione, manutenzione del territorio e cura del bosco. È necessario un confronto anche con gli enti gestori, i consorzi di bonifica, Calabria Verde, il parco, per condividere percorsi risolutivi su questioni ataviche che interessano lavoratrici e lavoratori. Applicare il contratto integrativo forestale siglato nel 2019, rinnovare il contratto collettivo nazionale scaduto nel 2012. Qui in Calabria serve un cambio di passo. Siamo seduti su una miniera d'oro e dobbiamo cercare di rialzarsi insieme, avviare veramente un nuovo paradigma per il settore della forestazione calabrese a tutela del territorio, per fare rimboschimento, rinaturalizzazione, tutela ambientale, perché senza benessere ambientale non esiste benessere sociale, benessere economico e neanche benessere sanitario. Obiettivo è il rilancio. Questo settore riteniamo ha un valore in questa terra, a questo settore va data la giusta attenzione. Adesso vediamo la nostra rubrica dedicata ai libri a cura di Rosalba Baldino. Ci sono libri che si possono non soltanto leggere ma anche guardare per la potenza delle immagini evocate. È il caso di Cosangeles, scritto da Paride Leporace, pubblicato da Pellegrini Editore. Contaminazione di linguaggi tra cinema e letteratura che aprono un nuovo modo di raccontare e trasformano una città, Cosenza, in una metropoli universale. Vi lasciamo con l'autore. Avevo notato che molti giovani usano come hashtag questo toponimo di cui conosco molto bene la genesi. Si deve a Joe Pinter, che in un set cinematografico con Ornella Muti e Paolo Villaggio diede vita a questa leggenda. E le leggende hanno bisogno di essere raccontate e quindi è stato questo l'espediente per poter guardare agli anni 70 e 80 di una città di provincia, la mia, e i suoi personaggi di ogni ceto sociale che amavano, ridevano, si divertivano, però anche morivano, si drogavano ed erano nelle consuetudini di un mondo che non era soltanto locale. Cosangeles vuole essere anche una radiografia dell'immaginario collettivo di una generazione di quelli che sono venuti dopo, una testimonianza attraverso la letteratura con 11 racconti che sono sostanzialmente gli episodi di un grande romanzo. 2 protagonisti, tanti personaggi e molti fatti che sono ispirati dalla realtà che li ha prodotti. È un racconto collettivo che mescola molto cinema, tanta musica e anche molti libri che hanno alimentato questo modo di raccontare. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Tempo in progressivo miglioramento grazie all'avanzata di un promontorio di alta pressione da ovest. Anche le temperature nei giorni a seguire si riporteranno su valori più consoni per il periodo. Domani generale miglioramento con cielo che risulterà sereno al più poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature in deciso rialzo, specie nei valori diurni.
Domani sia eventi che il moto ondoso tenderanno ad attenuarsi progressivamente. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.